Una Pontida così non si era mai vista. Matteo Salvini, grazie anche al legame costruito con i governatori del nord, dalla Liguria al Friuli Venezia Giulia, può contare su un potenziale enorme. Parole di Giampaolo Gobbo, che ha assistito da casa al raduno leghista di domenica. Pensa che la base leghista abbia capito le scelte di Salvini? Ma certamente basta vederla a Pontida, ma anche da tutti i discorsi che praticamente sono fatti e vengono fatti ogni giorno. Si è spiegato molto bene del perché, così non si poteva andare avanti e quindi io credo sia ben capita la situazione e io spero che al più presto si possa finalmente dar voce ai cittadini, che si possano quindi fare le elezioni. E a proposito di elezioni, secondo Gobbo questo nuovo governo giallo-rosso non durerà a lungo, sintomatico anche l'addio di Matteo Renzi al Partito Democratico. Io penso che alle prossime estate, quando ci saranno le elezioni regionali di diverse regioni, fra cui anche il Veneto, io credo si potrà andare a votare. La situazione di Renzi, questa adesso io non posso certamente pensare quello che pensa Renzi, ma certamente mette una opzione sul PD. Intanto il prossimo 23 settembre il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia incontrerà il presidente del Veneto Luca Zaia per parlare di autonomia, quella che il governo Lega Movimento 5 Stelle non è riuscito a condurre in porto. Non lo so adesso col governo giallorosso, ma potrebbe essere per la captatio benevolenze del nord che magari ci concedano effettivamente l'autonomia. Di questo però non sono così certo.